Grazie a tutti per essere qui questa sera alla consueta conferenza del 13 dell'Associazione Salus Bellatrix. A marzo acquistai questo libro, leggendolo d'un fiato e trovandolo veramente molto interessante. E poi mi è capitato, ai primi di giugno, di andare a Lecce per una fiera. E lì entrando vidi, ho detto, cavoli, non è possibile, vuoi vedere che è proprio l'autrice di questo libro? Si trattava infatti di Paola Iacobini, che ringrazio di essere qui. Ovviamente entusiasta dopo aver letto questo libro, voi mi conoscete, ho fatto di tutto per portarla a Vittorio Veneto e già dal 3 di giugno avevamo stabilito che questa sera lei sarebbe stata qui con noi. E non solo. Dopo questa serata abbiamo previsto anche che lei possa tornare alla metà di novembre e ve ne parlerà proprio per fare il master di cui vi parlerà questa sera. Io vi ringrazio, come al solito lei farà una conferenza un po' particolare perché mi ha detto che all'inizio porrà un po' di domande, mentre per le domande consuete vi pregherei di aspettare alla fine che così passiamo il microfono e abbiamo un'ottima registrazione, anche perché ci sono delle informazioni importanti che vi vorrei dare a metà serata. Grazie e buon ascolto. Pronto? Allora, innanzitutto buonasera a tutti. Io non posso non ringraziare Francesca e devo dire che quando ha rievocato il momento del nostro incontro mi è venuta la pelle d'oca, perché è stato un momento bellissimo in cui tra l'altro mi hai trasferito tutta l'energia di cui sei capace e devo essere sincera, lei ha detto ho fatto di tutto per averla qui. In realtà, ma quanto mi ci è voluto? Ti ci è voluto a convincermi? Io appena l'ho conosciuta, ho capito di chi stavamo parlando, ho detto ma certo, anzi, ripeto, non mi soffermo, però ricordo quel momento, è stato divertentissimo, perché lei è venuta da me e ha detto ma lei è l'autrice del libro che sto leggendo? Dice questo libro è mio, giuro, non l'ho appena comprato, lo stavo leggendo, ce l'avevo in macchina. E ad un certo punto mi dice, beh sì, ormai questa, proprio così, questa è partita per la tangente, figurati se verrà a Vittorio Veneto a fare una presentazione. Io l'ho guardato e ho detto, ma certo che ci vengo, perché non dovrei venire? E dopo averle parlato per qualche minuto ho detto, ma a maggior ragione ci vengo perché ho capito lo spessore di Francesca, per cui io vi direi, rifacciamo un applauso a Francesca, perché iniziative di questo tipo non sono assolutamente comuni. E tra l'altro devo dire con immensa gioia, sono ulteriormente felice di essere qui, perché diciamo in questi anni io ho lavorato tanto con il metodo, però essere qui a Vittorio Veneto, comunque in Veneto in generale, beh per me è sinceramente motivo di grande gioia, quindi a parte che sto scoprendo davvero una terra meravigliosa, ma di una bellezza sconcertante, quindi davvero grazie a questa terra e grazie a voi, tra l'altro di essere venuti anche così numerosi, quindi grazie a tutti e direi iniziamo subito. Io non so quanto mi sentite, perché in realtà nel microfono mi sentite poco? Sì? Forse devo tenere meglio il microfono? Ok, sì, perché in effetti non sono abituata al gelato, in genere ho l'archetto per cui non mi preoccupo. Ok, allora innanzitutto mi presento velocemente. Beh, Francesca ha già detto che sono l'autrice di questo libro, molti di voi immagino lo abbiano visto in entrata, diciamo, al desk. Come è nato tutto questo? Ovviamente avrete voglia di sapere, ma questa persona per essere qui che titolo ha? Perché viene lei a parlarci di NLP for English? Innanzitutto devo dire, sicuramente l'argomento che tratteremo questa sera è un po' diverso dagli argomenti che vengono trattati di consueto in questo contesto, no? Come sapete normalmente si parla di diciamo, cultura del benessere, dell'alimentazione, medicina olistica e quant'altro. Quindi a maggior ragione io sono onorata perché Francesca ha considerato interessante quello che io avevo da proporre. E una cosa ci tengo a dirvi, ci tengo veramente tanto, in realtà non è poi così tanto scollegato da quelli che sono gli argomenti che Francesca in genere propone all'interno dell'associazione. Mi metto un po' più al centro per non lasciare orfana nessuna parte della sala. Perché in realtà avere un metodo di apprendimento che sia della lingua o che sia di qualunque altra, diciamo, materia o in qualunque altra sfera della propria vita, che possa essere semplice, che si possa attuare e applicare nella gioia, beh, ditemi voi, porta o non porta maggiore benessere? Se potessimo ottenere se possiamo ottenere dei risultati divertendoci con leggerezza, in maniera naturale, assecondando quelle che sono le dinamiche funzionali del nostro cervello, non sarebbe tutto più facile?
E allora noi siamo qui stasera esattamente per parlare di questo, quindi proprio di benessere, parliamo di gioia, parliamo di naturalezza nell'apprendimento. Ed è per questo che io sono felicissima di portare, di diffondere il metodo, anche perché sempre più spesso mi rendo conto di quanto l'apprendimento della lingua inglese sia assolutamente fondamentale. Io proverei a parlare un attimo senza microfono. Facciamo la prova e mi dite come va? Allora, vediamo un po'. Allora, ditemi se mi sentite così. Meglio? Avevo questa sensazione, non so perché, ma anche perché acquisterò maggiore naturalezza pure nel movimento, per cui magari farò uno sforzetto in più, ma se voi siete contenti così per me va bene. E allora, io direi iniziamo subito, perché tanto voi comprenderete nel corso della serata esattamente qual è il cammino, in qualche modo, dal quale provengo e per quale motivo quindi sono qui stasera. Innanzitutto io comincerei a farvi una domanda, ovvero, stasera siete qui parecchio numerosi e devo dire la cosa mi rende felice, ma non avevo dubbi conoscendo Francesca. Prevalentemente, insomma, in età adulta, nel senso che magari c'è qualcuno che frequenta ancora la scuola? Forse qualche no? Tu sei già in fase... no, sei giovanissima, ok. E il tuo nome? Anna, ok. A parte Anna c'è qualche altro studente? Io ho appena fatto la maturità. Ah, bene, benissimo. Il tuo nome? Federica. Ah, benissimo. Quindi Anna e Federica, perfetto. Bene, benissimo. Fantastico. Allora, perché vi faccio questa domanda? Per una ragione molto semplice. Se siamo qui stasera e siamo prevalentemente adulti, nel senso che la scuola l'abbiamo lasciata già da un po', evidentemente l'argomento un minimo di interesse lo ha suscitato in noi, giusto? È una domanda un po' retorica. Ma la domanda è: come mai siamo in età adulta così interessati a questo argomento e quasi sempre l'interesse nasce anche un po' da una sorta di frustrazione, nel senso che ci ritroviamo ad una certa età a dire: mannaggia, non sono assolutamente in grado di parlare in inglese, non mi sento soddisfatto, non mi sento adeguato nel momento in cui mi ritrovo con altre persone a dover interloquire in una lingua straniera. Vi ritrovate più o meno in questa situazione? Vi siete mai chiesti il perché? Cioè, secondo voi, per quale ragione in Italia diciamo che siamo in buona compagnia? Stiamo parlando di qualche milione di italiani, ma parliamo di qualche decina di milioni di italiani, si ritrovano esattamente nella stessa situazione. Voi avete la più pallida idea della ragione? Per mancanza di un metodo. Mancanza di un metodo, il tuo nome? Silvana, allora abbiamo Silvana, Federica e Anna, ok. Allora, mancanza di un metodo, ok, quale altra può essere la ragione secondo voi? Pigrizia. Cosa? Pigrizia, questo è interessante. Per il fatto che l'Italia è uno dei pochi paesi in cui si doppia davvero tanto. Fantastica Federica, grande, dammi 5. Federica dice perché forse siamo in uno dei pochi paesi al mondo in cui si doppia praticamente tutto. Grande Federica. Lo trovate, chi di voi avrà voglia di leggere il libro, c'è un paragrafo, c'è una parte dedicata proprio a questo, e cioè il discorso è questo, e vi faccio entrare subito nel merito di quello che è l'argomento che tratteremo questa sera. Quindi si vuol dire che si è contro il doppiaggio? No, non sono contro il doppiaggio, ci mancherebbe altro. Il discorso è però, il tuo nome, perdonami? Io mi chiamo Stefano. Stefano, perfetto. Perché, no, se posso. Stefano, ti dispiace se lasciamo dopo gli interventi? Ti dispiace? Poi sarò felicissima di darti voce, con immenso piacere. Bravissimo, il tuo nome? Marco. Allora, Marco dice perché ci si concentra troppo sulla... Bravissimo. Allora, questi sono due dati interessantissimi. Quello che accade in realtà è esattamente questo. È un problema culturale. In che senso? La lingua, ora probabilmente vi direi allacciatevi forte, allacciate le cinture di sicurezza, perché sto per darvi una notizia che vi potrebbe, diciamo, mettere in crisi qualche equilibrio pregresso acquisito. Le lingue non si studiano. Voi direte, ma questa è venuta da Bari a dirci stasera che le lingue non si studiano? Sì, le lingue si assorbono.
E il dato interessante, sapete qual è? Ora, attenzione, non è un dato assoluto, nel senso che non è arrivata Paola Jacobini a dire le lingue non si studiano, si assorbono, anzi, guai a chi dovesse studiarle. No, ovviamente non è questo il senso. E vi sta parlando una persona che le lingue le studia da più di 30 anni, che le ha studiate per tantissimi anni in Italia, all'estero, all'università, seguendo tutti i sistemi tradizionali possibili e immaginabili, per arrivare poi a comprendere che quei sistemi possono dare tanto, ma non quanto altre possibilità. E queste altre possibilità arrivano nel momento in cui l'amore per le lingue incontra le neuroscienze. Quando questo incontro accade, succede qualcosa di meraviglioso, che ovviamente è mia intenzione assolutamente trasferirvi. E allora, quando vi parlo di un fattore culturale, quello che intendo dire è esattamente questo, che noi come italiani abbiamo sempre studiato tanto le lingue, quello che ci viene insegnato nelle scuole, correggetemi se sbaglio e se qualcuno di voi ha un'esperienza diversa, è lo studio della grammatica. Per dirla alla Leopardi potremmo dire che è uno studio matto e disperatissimo. Quanti di voi si ricordano nel periodo della scuola di essere stati sui libri per ore e ore o libri di grammatica a fare i soliti esercizi? Quanti di voi si ritrovano in questo? Sapete che cosa accade? L'esercizio di grammatica io lo definisco esattamente in questo modo, premesso che la grammatica è utilissima, quindi io non voglio che vi passi il messaggio che la grammatica non serve perché sarebbe un grandissimo errore. Il problema è che la grammatica non serve in una fase delicatissima in cui dobbiamo prima far nascere l'amore e la passione veramente sfegatata per la lingua, perché se questo accade nessuno ci ferma più. Studiare invece sin dall'inizio solo o quasi esclusivamente la grammatica succede questo. Qui non abbiamo piastrelle, per cui vi chiederò di avere un po' di immaginazione, ma io definisco lo studio della grammatica come il ballo del mattone, vale a dire, quando noi ci confiniamo letteralmente nel mattone, cioè in una zona di comfort dalla quale poi non riusciamo più ad uscire. Perché? Perché se io studio sul libro di grammatica, signori scusatemi, ma che rischi corriamo? Zero. Io sono lì confinata sulla mia scrivania con il mio libro di grammatica e non corro nessun rischio, non ho nessun timore, per una ragione, non mi sto confrontando con nessuno. E vi dirò di più, molti libri di grammatica hanno le chiavi alla fine del libro, per cui io vado anche a verificare se ho effettivamente fatto bene l'esercizio e nel momento in cui ho terminato, ok, diciamo che sicuramente ho acquisito delle informazioni, magari una maggiore consapevolezza, ma vi faccio una domanda. Quando ci ritroviamo ad interloquire con qualcuno in una lingua straniera, che cosa gli diciamo? Oh, scusami, ricordami il tuo nome? Silvana. Scusami, immaginiamo che Silvana venga dal Regno Unito, ok? E la nipote dello zio Tom, ok? Che ad un certo punto arriva, una serata tra amici, ah sai, stasera c'è Silvana, lei parla inglese, benissimo. Io mi avvicino a Silvana, secondo voi, io incomincio a parlarle, poi dico, ah sai Silvana, sto per parlarti, sto per dirti qualcosa, ora ti sfodero un present perfect continuous. Sì, buonanotte. A parte che sicuramente quanti di voi saprebbero in questo momento dire cos'è un present perfect continuous? Vi rendete conto della situazione? Noi siamo questi, è il popolo italiano, ma vi do una buona notizia. Non ci interessa minimamente sapere cos'è un present perfect continuous. A noi quello che interessa è riuscire nella quotidianità a capirne la funzione e ad utilizzarlo, senza nemmeno sapere come si chiama. Perché tanto nella vita di tutti i giorni, a meno che non decidiamo di insegnare l'inglese, ma lì caspita se ci serve studiare la grammatica, a quel punto non ci occorre altro. Ma mi interessa sapere che il present perfect continuous è un tempo che in italiano noi praticamente non utilizziamo, quasi non riconosciamo, ma che è un tempo straordinario che personalmente amo, non a caso faccio questo esempio, perché? Perché è un tempo che ci dà la possibilità di soffermarci sulla durata di un'azione, cosa che in italiano non riusciamo proprio a fare. Per cui se io vi dovessi dire, vi chiedo, come tradurreste in inglese l'espressione per esempio ti sto aspettando da stamattina. E vi dico, divertiamoci, cioè giochiamo, ok? Se io vi dicessi, ragazzi, allora traduciamo insieme, ti sto aspettando da stamattina, io magari sono a casa, cosa? I am waiting for you. Ok, Stefano dice buona la prima, Stefano dice giustamente, I'm waiting for you. E beh, ci può anche stare, ti sto aspettando, evidentemente c'è un continuous, c'è un tempo, un progressive, ci sta tutto. C'è un piccolo dato.
che se io dico ti sto aspettando da stamattina, e il present continuous è il tempo, la prima cosa che si impara quando si studia l'inglese, è il tempo che si utilizza quando un'azione si svolge nel momento stesso in cui stiamo parlando. Quindi se io utilizzo questa espressione c'è un piccolo limite, che non rendo l'idea di tutta quell'attesa, ma immaginiamo che siamo alle 8 di sera e che io stia aspettando la persona dalle 8 del mattino, cioè da 12 ore. Se io dico I've been waiting for you since this morning, since 8 o'clock, oppure for 12 hours, addirittura questo tempo mi dà la possibilità di soffermarmi sia sull'inizio dell'azione e su tutta la sua durata, che proprio solo e esclusivamente sulla durata, a seconda della preposizione che utilizzo. Ora, nello specifico, ora non stiamo facendo una lezione di grammatica, ma cosa voglio dire? Quello che voglio dire è che le lingue hanno dei, chiamiamoli paradigmi, è una parola che mi sentirete pronunciare molto spesso nel corso della serata. Hanno dei paradigmi diversi, cioè l'italiano ovviamente ha dei costrutti, ha dei paradigmi linguistici, vale a dire grammaticali, lessicali, anche a livello di pronuncia ovviamente, quindi di paraverbale, che è un'altra parola che mi sentirete pronunciare spesso, e laddove il paraverbale è quella parte della comunicazione che attiene a come dico le cose, vale a dire pronuncia, ritmo, pause, enfasi, perché no? E questi due paradigmi, cioè questi due schemi di riferimento, non possono combaciare perché sono completamente diversi. E allora se io volessi dire in inglese ti sto aspettando da stamattina e lo dicessi con I'm waiting for you, io starei prendendo il paradigma italiano e lo starei appiccicando al paradigma inglese, ottenendo un risultato, un errore grammaticale. E allora adesso comprenderemo piano piano insieme qual è il modo per far sì che tutto questo accada in maniera assolutamente naturale, al di là delle definizioni, al di là della grammatica, al di là di tanti aspetti che sicuramente oggi costituiscono un limite. E allora quando dico che la grammatica è importantissima, ma costituisce quella zona di comfort al di fuori della quale non vogliamo andare, perché poi quando arriva la nipote dello zio Tom, Silvana, e magari ci dobbiamo incontrare per una serata, una chiacchierata in pizzeria, noi non siamo in grado di parlare, perché non abbiamo tutta quella familiarità con la lingua che ci servirebbe per poterci esprimere in maniera corretta. Vi ritrovate? Manca la pratica, attenzione, manca anche qualcos'altro, e adesso lo vedremo, che è esattamente uno dei pilastri fondamentali del metodo di NLP for English. Ma prima ancora di parlare di NLP for English è fondamentale che io vi spieghi cosa significa NLP for English. Perché magari molti di voi avranno detto sì, vabbè, ma che è sta roba? Per dirla un po' alla romana. E allora, se io vi dicessi NLP for English, qualcuno di voi vuole azzardare una spiegazione a questo? Fantastico, brava Silvana. For English. Allora, NLP è l'acronimo inglese di Neuro Linguistic Programming, esattamente, che è programmazione neurolinguistica nella lingua inglese. Tra l'altro nasce negli Stati Uniti più di 40 anni fa, anzi 45 almeno. E vi dico questo perché, non perché vi voglia tenere una conferenza sulla programmazione linguistica, assolutamente non intendo farlo, ma per darvi una informazione fondamentale che è alla base di tutto quello che ci diremo nel corso della serata. La programmazione neurolinguistica, quanti di voi la conoscono o l'hanno almeno sentita nominare? Per alzata di mano? Wow! Secondo me siete la platea o comunque l'assemblea con il maggior numero di mani alzate da quando ho cominciato, complimenti, perché non è così scontato. La programmazione neurolinguistica, molto velocemente, è una disciplina che nasce dalle neuroscienze e nasce nella seconda metà degli anni 70 negli Stati Uniti, quando due tizi, devo dire molto interessanti, tali Richard Bandler e John Grinder, un matematico e un linguista, decisero di modellare tale Milton Erickson, semplicemente il più grande ipnotista al mondo di tutti i tempi. Ad un certo punto questi signori si resero conto di che cosa? Che questo signore, cioè Milton Erickson, riusciva ad entrare in empatia con i suoi pazienti a tal punto da riuscire ad ottenere dei risultati straordinari anche con pazienti che avevano delle patologie psichiatriche molto molto gravi.
e che normalmente si pensava addirittura che non comunicassero, che tra l'altro è un grande errore se si considera che uno degli assiomi fondamentali della comunicazione, se non addirittura il primo, è impossibile non comunicare. Cioè noi comunichiamo anche quando siamo in silenzio, quando siamo fermi, quando apparentemente non diamo segnali, ma anche una persona che è in silenzio, che non si muove, che non parla, in realtà sta comunicando. E allora questi signori dissero: cosa rende tanto straordinario Milton Erickson? Hanno deciso di studiarlo, di modellarlo e addirittura di decodificare, anzi di decodificare e poi di codificare tutti i suoi comportamenti per capire dove fosse la sua grandezza. Milton Erickson disse loro: mi avete fatto un grande favore, perché lui non era minimamente consapevole, non della sua grandezza, ma delle ragioni che erano dietro la sua grandezza, perché lui le faceva naturalmente. E allora cosa hanno fatto questi due signori? Ora ho la pelle d'oca, perché come sempre accade quando ci sono cose che mi emozionano. E ve lo dico con grande gioia, perché questo è uno dei concetti che mi hanno cambiato la vita, il modellamento dell'eccellenza. Sapete cosa significa? Ora capirete a cosa ci serve nello studio delle lingue, anzi nell'apprendimento delle lingue, che è un'altra cosa. Perché nel momento in cui noi modelliamo l'eccellenza, sapete cosa facciamo? A tutti gli effetti saliamo sulle spalle dei giganti. È come se noi salissimo sulle spalle di Milton Erickson, di Leonardo da Vinci, di Einstein o di chi che sia, per vedere che cosa si vede da lassù. E da quel momento in poi ci aggiungiamo anche tutto il resto, la nostra creatività, il nostro sapere, la nostra consapevolezza, la nostra voglia di fare, la nostra curiosità. Ne parlavo prima con Guido, che mi ha molto emozionata quando mi ha raccontato delle cose. E allora, cosa voglio dire con questo? Il modellamento dell'eccellenza ci può cambiare la vita, della serie. Perché ci dobbiamo inventare qualcosa di nuovo quando c'è qualcuno che è già talmente bravo a farlo? Allora io decido semplicemente che se Federica è bravissima a fare qualcosa, dico: caspita, voglio vedere Federica come lo fa. E se imparo da Federica, lei diventa il mio modello d'eccellenza, ma questo non significa che io la debba copiare. Io la modello, ma a ciò che lei mi dà di buono, di suo, vado ad aggiungere tutto il mio. Ed è questo che rende la PNL straordinaria, perché come in tutte le discipline, ciò che rende le discipline straordinarie è la componente artistica. Cioè, mentre la scienza è qualcosa di assolutamente, tra virgolette, fisso, che andiamo, in cui in teoria i risultati non cambiano se determinati esperimenti o situazioni si ripropongono nelle stesse circostanze, e in realtà non è vero, perché la fisica quantistica ci dice che anche semplicemente lo sguardo dell'attore può contribuire a cambiare il risultato. Quindi già partendo da questo dato, e vi anticipo che nel P4 English è pregno di contaminazioni anche di fisica quantistica, nel senso che nel P4 English c'è un mondo, ok, che è fatto di molto altro. E allora a questo punto ci si è resi conto, dov'ero? Ho perso un attimo il filo. Il modellamento dell'eccellenza quindi è fondamentale, perché nel momento in cui io mi rendo conto che c'è una persona veramente brava a fare qualcosa, io ci aggiungo la mia componente artistica e di lì posso soltanto crescere e migliorare. E allora voi direte: ma questo nello studio delle lingue in che maniera ci può essere utile? È semplicissimo. Noi pretendiamo in realtà, ogni volta che parliamo o che cerchiamo di imparare una nuova lingua, tentiamo praticamente di inventarci una lingua nuova. Perché nel momento in cui appiccichiamo questi schemi, questi paradigmi linguistici che sono completamente diversi tra loro, stiamo ottenendo un risultato che è molto lontano dall'eccellenza. E vi ho fatto l'esempio prima del present perfect continuous, ti sto aspettando da stamattina. Se io mi attengo a quella che è la logica della lingua italiana, sicuramente non otterrò il risultato ideale nel momento in cui io farò la mia cosiddetta delivery nella lingua inglese. E allora è proprio il concetto che va completamente cambiato. E allora, prima di far questo, vi dico, innanzitutto vi volevo spiegare proprio il titolo del perché è nel P4 English. Perché la programmazione neurolinguistica è al servizio dell'apprendimento delle lingue, laddove la PNL ci insegna veramente tantissimo e scopriremo a breve in che cosa in particolare ci è funzionale nell'apprendimento delle lingue. Ma prima di far questo io vi vorrei fare qualche altra domanda. Ed in particolare, ecco qui il pennarello, mi interessa sapere se pensiamo ai metodi tradizionali, ovvero a quello che ci è stato insegnato a scuola.
quindi così come ci è stato insegnato l'apprendimento delle lingue. Quali sono le prime parole che vi vengono in mente? Cosa? Frasi? Allora, qui ho bisogno proprio della vostra partecipazione. Frasi. Allora, cosa vuoi dire, Federica? Nel senso che ti è stato... Traduzioni delle frasi dall'italiano all'inglese. Oppure... Quindi traduzione dall'italiano all'inglese. Ok. Traduzione italiano-inglese. Poi? Che altro? Shakespeare, ok. Io vi chiedo di pensare al metodo, cioè quando pensate allo studio della lingua inglese in realtà cosa vi viene in mente? Cioè, cosa? Suono, chi l'ha detto? Ok, suono e cosa ti evoca? Suono piacevole, un suono... Allora, se pensiamo alle difficoltà che noi oggi abbiamo o che abbiamo avuto fino ad oggi, quindi la ragione per cui stasera siamo così numerosi qui, quali sono le motivazioni che oggi vi portano a dire non sono ancora soddisfatto della mia conoscenza dell'inglese? Cosa? L'apprendimento, nel senso che non c'è stato l'apprendimento adeguato? Ok. Quindi difficoltà nell'apprendimento? Allora, apprendimento, ok. Che altro? Comprensione nel senso di capire quando uno parla inglese. Quindi non comprenderlo, ok? Quindi difficoltà nella comprensione. Ovviamente quando io vi sbarro le parole è perché... Ok. Perché stiamo dicendo il contrario. Quindi... Il modo, cioè il pensare, cioè il voler parlare la lingua straniera pensando in italiano. pensando in italiano. Ok. Quindi pensare in italiano. Ok. Che altro? Cercare di comporre, per esempio, in modo, mettiamo il condizionale, e metti questo e metti quello, oppure il tu, il das, il due, cioè uno pensa di mettere assieme le frasi e non finisce. Fantastico. Il tuo nome? Sandra. Sandra. Allora, io scriverò puzzle e avremo capito tutti cosa intendiamo, cioè la necessità di costruire una frase nel momento in cui stiamo parlando, scrivendo, come se fosse quasi un'opera ingegneristica in quel momento. Siete d'accordo? Ok. Cosa comporta questo? Insoddisfazione? Possiamo chiamarla frustrazione? Ok. Ok, cioè rinuncia alla gratificazione. Che altro vi viene in mente? La mancanza di interazione con madrelingua. Ok. Interazione con madrelingua. Che altro? Non ricordarsi le lezioni. Quindi memoria? Memoria. Mhm. Prenditi qualche altro secondo, Stefano. Che altro? Si dice così, no? Ah, in quel senso, pensavo volessi aggiungere qualcos'altro. Non mi viene. Ok, ok. Cos'altro? Mi sembra strano che in così tanti non abbiate ancora pronunciato la parola grammatica. Ma voglio dire, l'apprendimento della lingua per come ci è stato insegnato fino ad oggi, penso che a molti di voi ricordi lo studio della grammatica. Quindi siete d'accordo se lo scrivo? Ok. Che altro? Timore di sbagliare. Timore di sbagliare, benissimo. Ok. Da cosa nasce? Dimmi. In un metodo tradizionale è il panico che si crea tra le regole di grammatica, ok, faccio l'esercizio perfetto, poi il listening mi frega immediatamente, cioè questa cosa prima la cosa ho fatto. Il tuo nome? Alice, grazie mille. Entriamo un pochino più nel merito di tutti questi punti, nel senso, il panico, io stasera le slide non ve le faccio vedere nemmeno perché mi piace invece creare la serata così, ce la creiamo noi. Ce n'è una che parla proprio di panico, quindi sorridevo quando lo hai tirato fuori. Perché?
Se io penso alla grammatica e poi appunto al listening, no? Quindi come se nella mia delivery, nel momento in cui devo in qualche modo parlare, dovessi mettere insieme, che poi è un po' il discorso del puzzle, no? Di cui si parlava prima, cioè in quel momento preciso in cui io sto parlando non so da dove andare a prendere le informazioni, nel senso che magari la grammatica l'ho studiata, magari ho ascoltato qualcosa ma non abbastanza da renderlo così familiare al mio cervello da essere in grado di ripeterlo e quindi di essere fluente e di essere soprattutto spontanea e naturale nel momento in cui parlo con qualcuno. Vi ritorna? Sapete che cosa accade quando noi pensiamo di dover fare qualcosa del genere? Cioè di mettere insieme qualcosa che in realtà abbiamo sì studiato ma non siamo in grado di appunto tirar fuori con naturalezza? Vuol dire semplicemente che non abbiamo creato i cosiddetti processi cognitivi automatici. Cioè non abbiamo creato quegli automatismi che ci permettono di parlare in maniera assolutamente spontanea con chiunque noi abbiamo di fronte. In realtà vi spiego questo concetto che è fondamentale. Nel momento in cui noi incominciamo una qualunque operazione o azione nuova, il nostro cervello mette in atto i cosiddetti processi cognitivi controllati. Sapete da cosa sono caratterizzati i processi controllati? Fatica, uno sforzo enorme. E siccome compiamo uno sforzo enorme, il nostro cervello non è in grado di ripetere quello sforzo, o meglio, perché possa quel processo da controllato a diventare automatico, ha bisogno di ripeterlo tante volte, in maniera tale da non pensarci più. Avete presente quando noi guidiamo l'automobile, all'inizio siamo nel panico perché dobbiamo pensare a cambiare marcia, dobbiamo guardare lo specchietto, dobbiamo fasare frizione, acceleratore. Provate a pensare quando l'auto si ferma in salita e dobbiamo mettere il freno a mano e tenere vivo il motore. Ieri. Una di quelle situazioni non proprio piacevoli quando all'inizio non siamo in grado di fare tutte queste cose in automatico, appunto. E allora il nostro cervello va in panico. Quando effettivamente abbiamo ipotizzato di dover comporre questo puzzle, cioè mettere insieme la grammatica, formulare e tirar fuori delle parole che siano gradevoli anche all'ascolto, quindi con una pronuncia che sia gradevole, con un suono che assomigli il più possibile a quello naturale, tutto questo non ci è semplicissimo se sono operazioni che noi non abbiamo ripetuto con una certa frequenza o se non abbiamo ascoltato abbastanza. Il nostro cervello va in panico perché non è in grado di tenere sotto controllo troppi processi che non gli sono familiari. Avete presente, immagino che sia capitato a qualcuno di voi, a me è capitato di certo, di fare un esame all'università o anche a scuola, perché no, un'interrogazione, e non aver studiato proprio tanto. Non abbiamo concesso al nostro cervello la possibilità di assorbire tutte le informazioni che era necessario assorbire, siamo arrivati lì, blackout totale. Avete presente quella sensazione di vuoto totale? Vi è mai capitato? Perché? Questo accade per una ragione molto semplice. Chi di voi conosce il 7 più o meno 2? Cosa? Chunk? No. 7 più o meno 2 che cosa sono? Sono praticamente i processi che il nostro cervello è in grado di controllare, quindi siamo ancora nei processi controllati, e di tenere appunto, di riuscire a gestire. Provate ad immaginare che il nostro cervello sia una sorta di piovra, ok? Che ha un certo numero di tentacoli. 7 più o meno 2 significa, se la matematica non è un'opinione, 7 meno 2 5, 7 più 2 9. Il che vuol dire che da 5 a 9 processi o informazioni il nostro cervello è in grado di controllarli. Al di là di questi va letteralmente in panico, cioè non riesce a gestirli. E allora se noi immaginiamo che il cervello sia come un polpo, come una piovra, quello che accade è che se cerchiamo di dargli delle informazioni aggiuntive, siete d'accordo che dovrà mollare la presa da qualche parte? Uno di quei tentacoli dovrà mollare l'osso perché dovrà assorbire qualche altra informazione, per la quale però non c'è più disponibilità di spazio. Allora questo accade quando non abbiamo studiato abbastanza e cerchiamo di ritenere nella nostra mente una serie di informazioni,
ma non siamo pronti per erogarle, per restituirle in maniera adeguata, perché è come se noi dovessimo tenere sotto controllo tutto, ma non abbiamo abbastanza tentacoli per farlo. Il tutto cambia quando? Quando quei processi controllati riusciamo a passarli nei processi automatici, e questo accade attraverso la ripetizione, e allora esattamente come quando guidiamo la macchina, noi non pensiamo più. Oggi noi la macchina la guidiamo in automatico, addirittura in uno stato di quasi trance. Molto spesso percorriamo lunghi tragitti senza nemmeno esserci resi conto di averlo fatto. E questo è tutto normale. Questo accade assolutamente senza sforzo. E allora la domanda retorica che vi faccio è: vi piacerebbe imparare una lingua e parlarla senza sforzo? Cioè creando una serie di processi cognitivi automatici, ma anche tutto questo assolutamente in maniera naturale e senza sforzo? E allora noi siamo qui esattamente per parlare di questo, cioè come facciamo a farlo. Partiamo da un presupposto, intanto analizziamo un po' tutti questi dati, perché sono dei dati che avete tirato fuori voi ed è importante che li svisceriamo. Io il pennarello... Grazie, grazie mille. E allora, qualcuno di voi ha detto, penso alle frasi, quando ripenso ai metodi tradizionali, penso alle frasi che devo tradurre dall'italiano all'inglese. Questo è il primo grande errore, perché se io traduco dall'italiano all'inglese, esattamente come abbiamo detto prima, io mi ritrovo a creare una lingua nuova che è assolutamente lontana da quello che è il mio vero obiettivo. Ve lo voglio dimostrare, essendo io una visiva, in termini PNListici questo è un dato abbastanza rilevante, vi faccio vedere quale può essere l'immagine della lingua italiana e l'immagine della lingua inglese. Immaginiamo che questo sia l'italiano e che questo sia l'inglese. Se queste due lingue hanno due forme diverse, possiamo sovrapporle? E vi sto parlando di grammatica, vi parlo di lessico, vi parlo di sintassi, ma vi parlo anche di pronuncia. Provate ad immaginare questo dato, e questo tra l'altro è uno dei pilastri di NLP for English, laddove, e mi ricollego al discorso anche di dover mettere insieme i pezzi, il puzzle, il listening, la grammatica, la sintassi, e sono lì e vado assolutamente nel panico perché ho la persona di fronte e devo mettere insieme una frase e non ho la più pallida idea di come farlo, perché mi pongo il problema della grammatica, delle parole che mi mancano, di come pronunciarle. E ragazzi, qui è da panico, altro che 7 più o meno 2. Questo è panico totale. Se ci ritroviamo in questa situazione, io vi dico che c'è un modo veramente naturale di risolvere tutto questo problema. Uno dei concetti fondamentali proprio del metodo è apprendere la lingua. Io ho creato un po' questa definizione, che però in inglese già esiste, the language as a whole. Vi dice a qualcuno di voi questa frase dice qualcosa? Se voi doveste pensare al significato di questa frase. Allora, Stefano ha ragione, perché si pronuncia praticamente nello stesso modo, ma si scrive in maniera diversa. The language as a whole, che non è il buco, come diceva Stefano, ma è nel suo insieme. Considerato il vostro interesse per le attività dell'associazione, io immagino che molti di voi sappiano cosa significa olistico. Se voi doveste tradurre, oggi si parla di medicina olistica, si parla di approccio olistico alle malattie, si parla di tantissime, diciamo che olistico ormai è un aggettivo che si abbina a tantissimi sostantivi in tanti ambiti. Se voi doveste dire olistico cosa significa? Qualcuno di voi è in grado di darmi una definizione? Tentiamo, lanciamoci, vi va? Cosa? Totalità a 360 gradi, ok. Un insieme, benissimo. Allora, la definizione del language as a whole significa la lingua nel suo insieme, cioè nella sua interezza, nella sua totalità. Vi fornisco un dato in più. Io mi sono presa la briga qualche tempo fa di andarlo a cercare, perché spesso i termini entrano nel nostro linguaggio comune in maniera naturale, ma poi bene bene non sappiamo proprio che cosa significhino.
E allora me lo sono andato a cercare, ho detto, ma vediamo un po' olistico che cosa significa. Olistico significa non solo l'insieme di tutte le componenti di una determinata realtà, ma significa addirittura che la somma di tutte le componenti ci dà un risultato, quindi il suo totale, e addirittura di valore superiore rispetto al totale delle singole componenti. Quindi se il totale è 10, in realtà quell'insieme vale più di 10, perché le varie componenti vicine e sommate sono un valore aggiunto. Questo non è un dato trascurabile. Se noi lo andiamo ad abbinare, o meglio, se andiamo a considerare questo dato nell'ambito della lingua, sapete cosa significa? Significa che laddove nell'approccio tradizionale ci insegnano prima la grammatica, poi forse riusciamo a mettere insieme una frase, poi forse ci abituiamo ad ascoltare e quindi ci abituiamo anche ad una musicalità della lingua. Un approccio olistico è completamente diverso, cioè io mi vado a prendere quindi la sintassi, la pronuncia, il paraverbale, le strutture, tutto quello che mi serve insieme. Ve lo faccio comprendere ancora meglio. Non so quanti di voi siano golosi, io lo sono parecchio. La mia torta preferita è la 1000 foglie. Secondo voi, una 1000 foglie, se io la volessi assaggiare, provate ad immaginare le sfoglie croccanti appena sfornata, crema chantilly, crema alla nocciola, al cioccolato, metteteci quello che volete, granella, gocce di cioccolato, granella di pistacchio, quello che volete. A quanti di voi la salivazione è un po' cambiata? Esperienza sensoriale interessante, sebbene soltanto evocata, ma va bene. Ora, secondo voi, questa 1000 foglie, nel momento in cui io vado a mettere insieme i vari ingredienti, ha un valore diverso dagli ingredienti singoli che all'inizio della lavorazione erano la granella in una ciotolina, poi avevamo la crema in una pentola, poi le singole componenti non è che ci evochino la stessa esperienza sensoriale rispetto all'intera fetta, quando io vado ad affondare il coltello e la sento, questa sfoglia croccante, che si è già ammorbidita delle varie creme, della croccantezza della granella e del gusto del cioccolato. Il senso è esattamente questo. Noi non possiamo pensare di apprendere una lingua e di provare lo stesso piacere nell'apprendimento se decidiamo che oggi mi dedico solo alla grammatica. Quindi io passo 5 anni a scuola a dedicarmi esclusivamente alla grammatica. Ogni tanto sì, qualche frase la mettiamo insieme, ma il mio cervello non è assolutamente nelle condizioni di riconoscere la familiarità con questa lingua nella sua totalità. E allora il sistema qual è? Andarcela a prendere tutta così com'è. E quindi che cosa accade? Che molto spesso noi leggiamo su un libro di grammatica delle frasi anche messe bene, ovviamente per intero, ma nel momento in cui ci ritroviamo con la nipote dello zio Tom non siamo in grado nemmeno di pronunciarle. Quanti di voi si sentono a disagio nel sentire la propria voce che pronuncia delle frasi, delle parole in inglese? Quanti? Sapete perché? È sempre una questione di familiarità. E adesso vi svelo un dato interessantissimo, e qui entriamo nell'ambito delle neuroscienze. Il nostro cervello, sapete perché ama tanto la zona di comfort? Perché la zona di comfort è quella zona nella quale il cervello si trova perfettamente a suo agio, perché conosce tutto, come dire le 4 mura domestiche, all'interno delle quali noi stiamo benissimo. Il concetto di familiarità però ci dice una cosa, che se è vero che nell'ambito della nostra zona di comfort stiamo benissimo, è anche vero che quando usciamo da quella zona di comfort il nostro cervello dice no, grazie, e cominciamo a sentirci a disagio, ci sentiamo assolutamente inadeguati, respingiamo tutto ciò che non ci è familiare. Lo diceva Virginia Satir, non so quanti di voi sappiano qualcosa di Gestalt o comunque di quei movimenti nell'ambito della psicoterapia che hanno poi dato origine alla PNL, una grandissima psicoterapeuta familiare, la quale diceva esattamente questo: la più grande paura dell'uomo è l'allontanarsi da tutto ciò che gli è più familiare. E voi direte, questo nello studio delle lingue che cosa ci serve? È semplicissimo. Secondo voi per quale motivo il nostro cervello ritorna sempre alla lingua italiana, cercando quindi di tradurre una serie di frasi dall'italiano alla lingua inglese? Perché, signori,
il nostro cervello riconosce la lingua italiana come l'unica lingua che gli è familiare, salvo che tra voi non ci sia qualcun altro che conosce qualche altra lingua. Come possiamo pretendere che il nostro cervello si vada a prendere qualcosa di nuovo o si senta a suo agio in quel contesto se non gliel'abbiamo reso familiare? Vi faccio una domanda: quanti di voi ascoltano quotidianamente qualcosa in lingua inglese? Bene, bene, qualcuno lo fa, perfetto. Questo tipo di pratica, che può sembrare molto banale, tra virgolette, in realtà è importantissima, e ritorniamo esattamente a quello che diceva Federica prima, in relazione al doppiaggio. Se gli italiani non conoscono l'inglese o comunque altre lingue, è proprio perché, a maggior ragione, non si sono concessi nemmeno attraverso il cinema la possibilità di rendere familiare al loro cervello la lingua inglese. E sapete invece che cosa? Perché noi abbiamo i migliori doppiatori del mondo. Abbiamo semplicemente i migliori doppiatori del mondo. Che, chapeau, chapeau, bellissimo, fantastico, ma questo per noi è un limite. Qualcuno di voi è mai stato in Svezia? O comunque in un paese scandinavo? Nei paesi scandinavi quello che accade è esattamente questo, che le persone sono abituate ad ascoltare film, a vedere anzi, film in lingua, nella loro lingua, ma con i sottotitoli, no, il contrario, in lingua originale con i sottotitoli nella loro lingua. Questo significa che se io vado in Svezia, anche la nonnina di 90 anni parla tranquillamente inglese. Ma perché questa abitudine è nella loro quotidianità, quindi tutto è assolutamente normale. Ecco perché prima vi dicevo, le lingue non si studiano ma si assorbono. Perché una nonnina di 90 anni in Svezia, che non ha mai studiato una sola frase di grammatica, che non ha mai fatto un solo esercizio di grammatica, vi posso garantire che sa parlare l'inglese molto meglio di un italiano che ha passato tutta una vita sui libri di grammatica. Capite la differenza? E allora, nel mio caso, vi dico anche come sono arrivata a questa conclusione, perché voi potrete dire, ah vabbè, ok, ma come facciamo ad averne la certezza? È semplicissimo. Mi sono ritrovata a un certo punto nel mezzo del cammin della mia vita, mi ritrovai per una selva molto scura, perché ero in un periodo molto delicato della mia vita, e per motivi personali mi ritrovai a soggiornare in Spagna, quindi io per un periodo ho vissuto in Spagna. Diciamo che per un periodo ho vissuto in Germania, per un periodo in Spagna, per un periodo in Inghilterra. Nel periodo spagnolo, io ero andata in Spagna non per motivi di studio o di lavoro, ma per motivi personali. Lo spagnolo io non lo conoscevo, nel senso che era tra le lingue che io non avevo mai studiato. Premetto che io ho una maturità linguistica, mi sono laureata in Italia come interprete e traduttrice, ma lo spagnolo mi mancava. Avevo studiato tedesco, inglese e francese, ma lo spagnolo proprio non ce l'avevo. Arrivai lì che gli spagnoli ovviamente parlavano, ma io non li capivo. Per quanto lo spagnolo sia simile all'italiano, è anche pieno di insidie. Non lo sottovalutiamo questo spagnolo così familiare, perché tanti false friends, sapete cosa sono i false friends? I cosiddetti falsos amigos, como dirían los españoles. Así que arrivai, estoy embarazada, muy bien. Oppure, ¿quieres salir conmigo? Salir non significa salire, significa uscire. Quindi se un ragazzo vi chiede ¿quieres salir conmigo? Non significa vuoi salire con me, ma significa vuoi uscire con me. Esattamente come subire non significa subire, ma significa salire, per l'appunto. E allora, a parte queste insidie, lo spagnolo, insomma, era pieno di tranelli, e gli spagnoli sanno anche parlare molto velocemente, e ve lo dice una persona che in quanto a velocità nell'eloquio non si fa mancare nulla, ma arrivata lì qualche difficoltà l'ho avuta. Inconsapevolmente cosa è successo? Infatti io dico sempre che NLP for English in realtà è stato concepito in Spagna, paradossalmente. Perché io ad un certo punto cosa ho fatto? Ho assorbito letteralmente la lingua, io mi svegliavo la mattina molto presto, alle 6 ero già in piedi, telegiornali, programmi di medicina, talk show, pubblicità, tutto quello che in televisione passavano, fino alle 11 di sera, serie televisive, Los Hombres de Paco, una serie che mi piaceva tantissimo, io ascoltavo tutto in inglese, in spagnolo, scusate. Il risultato qual era? Quando mi ritrovavo poi a confrontarmi con altre persone,
io ero in grado addirittura di ripetere con lo stesso paraverbale, cioè con la stessa pronuncia, con la stessa velocità, con lo stesso tipo di eloquio, io riproducevo le pubblicità identiche. Tant'è vero che chi mi era vicino in quel momento si ammazzava da ridere, perché diceva: sei arrivata qui che non conoscevi proprio lo spagnolo, ero arrivata a riprodurre esattamente con la stessa voce, con la stessa velocità, con lo stesso... A un certo punto mi sono sorpresa, perché ho detto: ma in tanti anni che io ho studiato le lingue, e devo dire non mi sono mai risparmiata nello studio, io ero la cosiddetta secchiona, non so se da queste parti si dica anche secchiona, a Bari un secchione è quello che sta sempre sui libri dalla mattina alla sera. Quindi io studiavo tanto, ci mettevo tanto impegno, sicuramente ottenevo dei risultati importanti, però mancava quella molla. Ero ancora in quella fase, no, del panico, del mettere insieme il puzzle, del creare processi cognitivi controllati. Ero sempre nel controllo di tutto. Arrivata in Spagna ho perso il controllo e lì ho trovato la felicità. Io considerate che in Spagna ero già interprete e traduttrice, ero già arrivata che avevo seguito un percorso importante, tra virgolette, di studi nelle lingue. E allora ho cominciato ad interrogarmi, non potevo fare diversamente. Questo è stato il primo seme che ha generato NLP4English, che poi in realtà è nato dopo più di 10 anni, perché il mio soggiorno in Spagna risale al 2005 e NLP4English è nato parecchio tempo dopo. Ma diciamo che la gestazione è iniziata lì, diciamo che è stato concepito sicuramente da quelle parti. E questo è stato un dato rilevante, perché ho detto, attenzione. E un altro dato rilevante quale fu? Che io nel corso di forse 9-10 mesi, mi presentai all'università, io in quel periodo vivevo a Mursia, mi presentai all'Istituto delle Relazioni Internazionali dell'Università di Mursia, perché volevo la certificazione, il DELE, che è la certificazione che viene rilasciata dal Ministero degli Interni della Pubblica Istruzione, che praticamente certifica il tuo livello di conoscenza della lingua spagnola. Il DELE sono 3 livelli, inferiore, medio e superiore. Io ero lì da meno di un anno, vado lì, la rettrice o chi per lei, comunque la responsabile dell'istituto, disse alla segretaria, dice: no, guardi, alla signora avevamo chiacchierato un po', dice, no, alla signora dice dia assolutamente il modulo per fare il test per il DELE superiore. Io lo guardai e dissi: ma guardi che io sono qui da pochissimo. No, lei è assolutamente in grado di ottenere il DELE superiore. Avete idea di che cosa è accaduto dentro di me dopo aver trascorso anni e anni e anni e anni tra maturità linguistica, università e quant'altro? E ho detto, un attimo, qui c'è qualcosa su cui è necessario riflettere. È chiaro, voi direte, ok, avevi in qualche modo passato tanto tempo, era una full immersion in Spagna, quindi avevi assorbito tutto. Nel momento in cui la vita poi mi ha riportato ancora una volta sui libri, ma a quel punto ero ritornata dalla Spagna, alcune cose erano cambiate nella mia vita, incominciai costantemente ad ascoltare BBC World News. Un programma che tra l'altro suggerisco a tanti di ascoltare perché ha un grande vantaggio. Io cosa facevo? Mi mettevo la cuffia ad infrarossi, quindi ero anche libera di muovermi per casa, e ascoltavo BBC World News ed erano dei servizi praticamente che venivano riproposti costantemente in maniera ciclica, mentre facevo altro. Quindi camminavo, passeggiavo, facevo colazione, facevo merenda, lavavo i piatti, qualunque cosa facessi, ascoltavo BBC World News. Ad un certo punto mi resi conto che la mia comprensione era praticamente del 99%. Riuscivo ad ascoltare tutto e ogni volta che periodicamente questi servizi venivano riproposti, la mia comprensione aumentava sempre di più. Un altro tassello cominciò ovviamente ad aggiungersi a quel famoso puzzle che poi è NLP4English. Dove voglio arrivare? Io in quel modo mi stavo prendendo the language as a whole. Io mi stavo prendendo i miei modelli d'eccellenza, che ovviamente sono i native speakers, cioè sono coloro che per diritto di nascita parlano la lingua perché sono nati in un determinato paese. Io ascoltavo coloro che parlavano inglese, americano, quello che era, non era importante, costantemente, e assorbivo inevitabilmente la loro pronuncia, la velocità con cui parlavano, l'intonazione, ascoltavo inevitabilmente e assorbivo le strutture sintattiche, il lessico. Io mi stavo prendendo la mia 1000 foglie, ma il dato più interessante qual era? L'emozione che ne derivava.
per me era diventata una musica meravigliosa, per cui dalla fatica che io avevo sempre fatto sui libri, e credetemi ne ho fatta veramente tanta, ad un certo punto c'era stato un click, era diventato gioia allo stato puro. Io ero perennemente nelle emozioni positive, sempre in questa gioia quasi incessante, incontrollabile, al punto che ad un certo punto mi dissi: ma come ho fatto senza finora? E avevo già maturità linguistica, laurea come interprete e traduttrice, eccetera, eccetera, come se a tutto quel percorso io avessi tolto la granella di pistacchio, avessi tolto la ciliegina sulla torta. Mancava proprio il bello, che erano le emozioni. Allora il discorso qual è? Se noi continuiamo a studiare solo la grammatica, ci stiamo prendendo soltanto, sì, la base della Mille Foglie. Però ragazzi, la base della Mille Foglie, senza la crema, non scende. È talmente secca, è talmente poco piacevole, che per quanto fresca possa essere, ha bisogno di tutto il resto intorno. E allora entriamo in questa logica, con un altro grandissimo vantaggio. Prima mi avete detto, un po' tutti, che non vi è proprio gradita la vostra voce all'ascolto quando dovete pronunciare delle parole in una lingua straniera. Vi sentite un po', non voglio dire ridicoli, ma sicuramente non a vostro agio. Ci siete? Sì. E allora il problema qual è? Vi faccio un esempio molto chiaro e molto semplice. Se la nostra voce non ci piace nella lingua straniera, è sempre perché il nostro cervello non riconosce come familiare quel suono appartenente alla nostra voce. Perché? Perché pronunciamo in maniera strana quello che diciamo, nel senso che non è che proprio it doesn't sound English, c'è qualcosa che non va in quel suono, che proprio non ci appartiene. Vi faccio un esempio, era qualcosa che a me capitava spesso. Io ho avuto la fortuna di studiare poi anche a Londra, dove ho lavorato e studiato. Quindi ad un certo punto della mia vita ho detto: vabbè, ok, finora abbiamo giocato. Lascio l'Italia, mollo tutto e mi iscrivo alla Westminster University, dove conseguo il master in interpretariato e traduzione. In questo periodo però lavoravo anche, non potevo certo permettermi di vivere a Londra così. E allora lavoravo ad Harrods. Qualcuno di voi è mai stato ad Harrods? Sì? Definito come lo store più lussuoso del mondo, eccetera, eccetera. Un bel posticino, diciamo un'esperienza di vita interessante. Noi che eravamo addetti alle vendite, io lavoravo nel reparto homeware, cioè praticamente vendevamo casalinghi, ma io in realtà lavoravo nel reparto argento. Mediamente i nostri clienti più consueti erano principi, sultani, sceicchi, ambasciatori. L'ambasciatore degli Emirati Arabi era il nostro cliente più affezionato. Quando però arrivava anche il cliente della domenica, come lo chiamavo io, quello che aveva appena rispolverato il suo inglese, no? Lasciato magari sui banchi di scuola chissà quanti anni prima, e io dico sempre, se l'era rispolverato giusto nel tragitto dall'aeroporto da Stansted fino ad Harrods. Arrivavano da me, ovviamente noi eravamo tenuti. Stiamo parlando di uno store che ha un livello sicuramente molto alto diciamo dei requisiti molto alti. Bisognava a livello proprio di customer service, nel senso che venivano i clienti e noi dovevamo erogare un servizio molto alto. Quindi il cliente doveva essere salutato entro 1 minuto dal suo arrivo nel reparto e se aveva bisogno di informazione bisognava darglieli subito. I clienti quindi arrivavano e dicevano: "Excuse me, where's the toilet, please?" Guardi, la toilette è in fondo a sinistra. Come? Qui io tiro fuori la terrona che sono, io sono di Bari, quindi. Come ha fatto a sapere che sono italiano? La mia risposta era, ci rimanevano veramente male, ma credetemi, malissimo. È chiaro che se io chiedo, "Excuse me, where's the toilet, please?" A voi non suonerà molto familiare, ma da noi sono dei paesi in provincia di Bari. Scommetto che lei viene da Biton, Bitet, Bitritto, Enziteto. E cioè, noi in realtà siamo in grado tranquillamente dalla pronuncia di dare le coordinate precise, addirittura di qual è la provenienza della persona. Cioè, guardi, ma io le dico anche da dove viene. Dal nord barese o dal sud barese? Viene da Torino, da Verona, da Venezia, perché poi si acquisisce una certa familiarità se si ha una certa attenzione al suono.
E allora cosa voglio dire? Che se io non ho familiarità con questo, è chiaro che se poi dico excuse me, where's the toilet please, non mi piace la mia voce che parla inglese, perché sto appiccicando il paradigma paraverbale italiano alla lingua inglese, cosa che non succede se io dico excuse me, where's the toilet please? Suona in maniera completamente diversa, ma perché proprio l'andamento, i toni sono completamente diversi. È il ritmo che cambia. Perché se io in italiano dico mi scusi, dov'è la toilette per favore? Secondo voi questa intonazione è uguale a excuse me, where's the toilet? Where's the toilet, please? Sentite il suono come cambia. E allora, posso io mai prendere un paradigma italiano e incollarlo a un paradigma inglese? Se a livello di paraverbale, grammatica, lessico, sintassi sono completamente diversi? Se io volessi tradurre la frase tu mi piaci, in inglese come si dice tu mi piaci? I like you. Perché lo so che si dice I like you, vi ho preso una frase semplicissima. E se poco poco io non lo sapessi e volessi tradurre letteralmente la frase tu mi piaci in inglese, come la tradurremmo? Tu, you, like me. Peccato che significa il contrario. Allora cosa voglio dire? Che il pronome diventa complemento e viceversa, da soggetto diventa complemento, insomma un bel casotto, ok? Capite bene che i due paradigmi non si possono far combaciare? E allora anche se il nostro cervello ci dice ehi, guarda, ti ricordo che in tanti anni tu mi hai soltanto insegnato la lingua italiana, non puoi pretendere che all'improvviso arriva Silvana, la figlia, la nipote dello zio Tom, e tu incominci a produrre dei processi cognitivi automatici che ti portano a parlare inglese con la stessa disinvoltura con cui parli italiano. No way, it doesn't work. Non funziona, non succederà mai, a meno che io non inserisca nella mia quotidianità una serie di abitudini di una semplicità sconcertante, che sono convinta che quando ve ne renderete conto, ovviamente solo compresi questi piccoli passaggi che io vi ho spiegato, ad un certo punto vi mangerete le mani e direte perché ho perso tutto questo tempo? E questo è quello che mi dispiace, della ragione per cui oggi sono felicissima, invece di parlarne ovunque in Italia, per far comprendere quanto in realtà sia semplice. Quanti di voi sono in grado di lasciare scuola, università, genitori, famiglia, lavoro? Cosa? Buonanotte. Ovviamente tutto questo non è possibile. E allora la soluzione qual è? Crearsi questa full immersion nella propria realtà. La buona notizia è, 1, è semplicissimo, 2, siamo nell'era più tecnologica che abbiamo vissuto fino ai nostri giorni, ovviamente, perché la tecnologia man mano cresce, si evolve, e abbiamo tanti di quegli strumenti, dagli smartphone agli iPad, a YouTube, ai computer, tutto si collega in Bluetooth. Io l'altro giorno che Nando, dove sei, non mi ricordo, mi ha prestato la sua cassa Bose che si collega in Bluetooth con il mio cellulare, ma al tempo stesso io ho anche il mio auricolare che si collega in Bluetooth con il mio cellulare, cioè della serie non c'è più spazio per le telefonate perché tanto ormai è tutto collegato. E io oggi posso tranquillamente, sfruttando i tempi invisibili, e qui arriviamo a un altro nodo straordinario del metodo, che io oggi non ho bisogno di impiegare ancora più tempo per imparare una lingua. E sapete qual è il dato interessante? Che nessuno di voi mi ha detto che uno dei problemi è il tempo. Quanti di voi oggi sono nelle condizioni, dopo aver finito di lavorare o di studiare, di ritornare a casa e dire che bello, non vedo l'ora di mettermi sui libri di grammatica e studiare l'inglese? Io scommetto che morite tutti dalla voglia di farlo. E allora, l'ulteriore buona notizia è che NLP for English sfrutta i cosiddetti tempi invisibili, quelli che io ho definito i tempi senza dignità. Cioè sono tutti quei momenti che noi consideriamo non importanti perché a tutti gli effetti sono quelli che riempiono gli spazi tra le cose importanti che facciamo. Andare al lavoro, studiare, preparare il pranzo, la cena, andare in palestra. Noi nella nostra giornata questo elenchiamo, enunciamo e su questo focalizziamo la nostra attenzione. Ma tutti quegli spazi che non richiedono uno sforzo cognitivo,
Quando cuciniamo abbiamo bisogno di essere concentrati? Quando laviamo il bagno, mi rivolgo a signore ma anche ai signori che, perché no, magari se cucinano, aiutano nelle pulizie o magari vivono da soli e quindi sono completamente autonomi. Personalmente, tante lezioni, anche della mia masterclass, che è il corso settimanale che tengo a Bari, tante lezioni io le preparo mentre lavo il bagno. E glielo dico anche, ragazzi, sapete cosa stavo facendo mentre preparavo questa lezione? Perché con il mio auricolare collegato in Bluetooth con il cellulare, io mi ascolto i video su YouTube e diventa il mio sottofondo di tutta la giornata, e man mano che trovo dei video interessanti decido di utilizzarli per le lezioni, e man mano che ascolto senza minimamente concentrarmi mi vengono degli spunti su lavori da fare, considerazioni da annotare e quant'altro. Allora, i tempi invisibili sono tantissimi, dal momento in cui aspetto l'autobus, quando guido, quando lavo il bagno, quando cucino, ognuno di noi ne ha veramente tanti, ma noi non siamo focalizzati su questo, perché non siamo abituati a sfruttarli. Se noi creassimo la nostra bolla semplicemente ponendo il nostro focus sul nostro obiettivo, che è l'apprendimento della lingua, tutto cambierebbe completamente e diventeremmo esattamente gli svedesi di turno che, nonostante abbiano i migliori doppiatori del mondo, essendo italiani, hanno comunque la possibilità di apprendere e assorbire la lingua as a whole, cioè nel suo insieme, in questa maniera che è olistica, cioè nel momento in cui io ho familiarizzato con l'ascolto, ragazzi, quello che succede è che mi diventa spontaneo ad un certo punto pronunciare nello stesso modo in cui lo ascolto. E la logica, sapete qual è? Abbiamo parlato di modellamento dell'eccellenza. Avrete compreso che il primo modello d'eccellenza ovviamente sono i native speakers, quindi io assorbo la lingua da chi ne sa più di me, ovviamente, ma sono anche i bambini. Noi abbiamo due modelli d'eccellenza. I bambini come imparano? I bambini imparano semplicemente vivendo, con spontaneità, sperimentandosi, sporcandosi le mani, con grandissima naturalezza. Non si fanno tutti i problemi che ci facciamo noi. E qui arriviamo ad un altro punto importantissimo. La PNL in che cosa ci aiuta anche? Oltre che nell'essere fonte di ispirazione su una serie di concetti, tra cui il modellamento dell'eccellenza, in un altro dato importantissimo. Quanti di voi pensano, o si sono mai detti, non ho imparato l'inglese fino ad oggi perché non ho tempo, non sono portato, non fa per me? Quanti di voi l'hanno mai pensato? Per alzata di mano? Siate onesti con voi stessi. Ok. Beh, comunque direi che siamo in buona compagnia. Considerate che la PNL ci offre un grandissimo strumento. La PNL ci permette di superare i nostri pensieri limitanti. Non ho tempo, non sono portato, non fa per me, altro non sono che pensieri limitanti. Ed è chiaro che se io penso di dover imparare la lingua stando su un libro di grammatica, dopo una giornata di studio, di lavoro, anche a me verrebbe spontaneo dire non ho tempo, perché magari non è neanche veramente una priorità. Il non sono portato. Cosa ci dice? Chi te lo dice che non sei portato? Cosa ti fa pensare di non essere realmente portato per l'apprendimento di una lingua? La PNL ci fornisce tutti gli strumenti necessari per dire in termini tecnici aprire le credenze depotenzianti. Il succo del discorso sapete qual è? Che quando noi oggi ci iscriviamo ad un corso di lingua, diciamo tradizionale, quale che sia la fonte, l'origine non ha nessuna importanza, non so da queste parti, ma dalle nostre parti capita di investire qualche migliaio di euro. Per cui io acquisto un livello. Voglio la 1, voglio il B2, voglio il C3, no, la C3 è la macchina della Citroën, in realtà. Oggi si acquistano i livelli, che poi sono quelli standardizzati e diciamo codificati dalle norme europee, no? C'è un piccolo dato, che io mi iscrivo alla scuola d'inglese, pianifico la mia frequenza per mesi, se non per anni addirittura, decido a quale livello voglio arrivare, ma dopo la prima settimana di frequenza del corso, e vorrei sapere onestamente quanti di voi si ritrovano in queste casistiche, dopo una settimana di frequenza dicono no, non fa per me. No, ma io non ho tempo. Io conosco tantissime persone che puntualmente si iscrivono
e non proseguono il loro corso. E si ritrovano quindi puntualmente frustrate, come sempre, per aver anche investito del denaro senza aver ottenuto i risultati sperati. Quanti di voi si ritrovano in questa situazione? Quanti di voi conoscono qualcuno che si trova in questa situazione? E qui si amplia enormemente il bacino d'utenza. E allora cosa voglio dire con questo? Che è facile prendere un'iscrizione o iscriversi ad un corso, ma ditemi un po', un contadino secondo voi metterebbe mai a dimora le sue migliori sementi senza aver prima arato il terreno? Se io penso di poter imparare la lingua senza aver minimamente preparato il mio ambiente interno e aver creato quell'ambiente costruttivo che mi permette di far accadere, perché l'apprendimento accade, ma accade soltanto se io gli do la possibilità di farlo. Quindi se creo l'ambiente potenziante affinché questo accada, che è un ambiente fatto di pensieri positivi, è un ambiente fatto di credenze potenzianti, cioè della serie io posso fare tutto quello che desidero nella misura in cui mi metto nelle condizioni di farlo realmente, cioè aro il terreno prima di farlo e ho gli strumenti soprattutto per farlo. E allora sicuramente ho aggiunto un altro dato importante. Prima di tutto il percorso e prima di cominciare ad applicare tutti gli strumenti necessari per apprendere la lingua è fondamentale preparare il terreno. E quindi quello che noi facciamo in NLP for English è tutto un lavoro di preparazione che dura un bel po' e utilizzando tutti gli strumenti più avanzati della PNL, dagli ancoraggi alle visualizzazioni, allo switch pattern e molto altro, per chi di voi conosce già questi strumenti, dal metamodello. Le domande metamodello sono proprio quelle che ci permettono di dire: e come fai a sapere che non sei portato per le lingue? E chi te lo dice che non hai tempo? Quando ci rendiamo conto di tutte quelle che sono le cosiddette distorsioni del linguaggio, che altro non sono che le avvisaglie di queste credenze depotenzianti, perché poi il nostro cervello è intelligentissimo, per cui in maniera subdola, dietro questo linguaggio distorto, non entriamo ora nel merito, altro non fa che far emergere una serie di falle. E se non siamo abbastanza bravi, non siamo in grado di andare dalla struttura superficiale del linguaggio ad una struttura molto più profonda, che è la struttura dell'inconscio. E concludo dicendovi semplicemente un dato. Fino ad oggi tutto quello che noi abbiamo appreso lo abbiamo fatto sfruttando il 5% della nostra parte razionale. Provate ad immaginare che cosa accadrebbe se noi fossimo nelle condizioni di sfruttare il restante 95% che è la nostra parte inconscia. Provate ad immaginare un iceberg. Immaginate che noi siamo un iceberg, laddove questo è il 5% e il 95% l'abbiamo lasciato sommerso. Se noi impariamo a rilassarci, ad ascoltare senza capirci nulla, che è una delle provocazioni, una delle sfide del metodo di NLP for English che funziona benissimo, noi in realtà apriamo le porte al nostro inconscio e ci concediamo la possibilità di assorbire la lingua senza giudizio, esattamente come fanno i bambini, che nel momento in cui ascoltano i cartoni animati stanno ascoltando qualcuno che parla la loro lingua, ma quando si ritrovano in soggiorno con un papà avvocato o medico che parla con un collega, il bambino non si sta certo non è consapevole di quello che gli si sta dicendo, ma sta assorbendo una serie di concetti, parole, contenuti, paraverbale, che è in grado di comprendere ad un livello inconscio molto profondo, per cui io sfiderei chiunque di voi a dire che nemmeno una volta ha sentito qualcuno dire: ma chi gliel'ha insegnato? Quante volte i bambini ci tirano fuori delle perle straordinarie che riescono a ripeterci con la stessa intonazione con cui l'hanno ascoltata e sono in grado di ripeterlo nel contesto perfetto senza nemmeno sapere che cosa significhi. Ditemi se qualcuno di voi si è mai ritrovato in una situazione diversa. E allora la logica è: se lo fanno i bambini, perché non possiamo farlo anche noi? E non entriamo nel merito della neuroplasticità. È vero, i bambini hanno una plasticità, cioè una capacità del cervello diversa di adattarsi ad una serie di abitudini, di cambiamenti, è verissimo.
ma è anche vero che Rita Levi Montalcini, a 103 anni, ha lasciato il corpo, lasciandoci una eredità straordinaria, e dopo aver scoperto quella che è stata poi il fattore di crescita neurale, che è stata la ragione per cui ha vinto un premio Nobel, ha detto: signori, non ce la raccontiamo. Nella misura in cui noi continueremo ad avere curiosità e interesse, il nostro cervello non invecchierà. E allora vi dico, e su questo chiudo, se questo era anche un alibi, sono troppo vecchio per imparare una lingua, fate i conti con Rita Levi Montalcini e non raccontatevela più. E con questo ho concluso. Ora, se ci sono delle domande, ovviamente questa è la sede giusta per poterle fare. E in aggiunta a questo, non so se vuoi dirlo tu o lo anticipo io. No, allora prima devo fare un paio di annunci. Sì, 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 esula. vai. Dopo passiamo alla fase Perfetto. delle domande e anche dell'annuncio, perché come ci ha promesso verrà Benissimo. da noi a tenere un master. Allora, la prima cosa, questa sera abbiamo sfrattato Daniele perché il mercoledì sera, come sapete, qui si tiene la sessione di yoga della risata. Ovviamente lo faremo domani sera. E a questo proposito mi ha pregato di leggere questa, vediamo se ce la faccio perché gli occhialini da dittatore con i fuori li lascio di là. È una lettera, è una mail che mi ha mandato Federica Borghero proprio oggi e dice: ciao Daniele, come stai? Combatto con la sclerosi multipla da qualche anno, ma sai la novità? Grazie ad un po' di allenamento quotidiano, 20 minuti circa, di yoga della risata, riesco per il momento ad evitare i sintomi peggiori. Mi venivano dei dolori intensi alle braccia e davvero non sapevo come gestire questa cosa. Un farmaco dell'ospedale mi ha creato un tremendo sovrappeso che adesso molto lentamente sto risolvendo e non era nemmeno un prodotto molto efficace, a volte sì, a volte no. Quindi grazie, grazie, grazie di avermi fatto conoscere questa cosa bellissima che è lo yoga della risata. PS, non so se riuscirò a frequentare il tuo o qualche altro corso nell'autunno, inverno, vedremo. Adesso abito a Preganziale. Buona giornata con una sana risata. Federica. Wow. Non è la prima, perché un paio di anni fa Daniele ha avuto un risultato molto molto importante con una signora che era affetta da sclerosi multipla, che era già allettata, non badava alla famiglia, non riusciva a seguire il figlio. È venuta apposta, credo che abitasse nel Bresciano Bergamasco, è venuta qui a Vittorio quando Daniele teneva le 2 giornate del corso di leader di risata, e poi tornata a casa faceva 1 ora o 2 di esercizio tutti i giorni di yoga della risata, e credo che lì i risultati sono stati veramente eclatanti. Adesso non so come sta, Daniele mi confermi, sta bene. Era riuscita Si è buttata dall'aereo col paracadute. Fantastico. No, ma quando hai detto si è buttata, cosa abbiamo combinato? Vabbè. E poi ci sarebbero da raccontare tante altre cose, ma secondo me la cosa più interessante sarebbe venire a fare le sessioni. Poi una volta ciclicamente, una volta al mese faremo anche, ripeteremo anche lo spritz di risate, così staremo insieme anche in compagnia. Comunque è una cosa molto molto particolare, molto interessante, praticamente a costo si può dire zero, e i benefici che potete ottenere sono straordinari. Che viene una volta, vabbè, ho capito perché mi è venuta, ma poi 2, 3, 4, e anche malattie più gravi che battono sempre, e la bronchite. Allora lui ha messo in relazione tutto questo dicendo che siamo noi con il nostro carattere che facciamo in modo di incappare sempre in questo, e il carattere e tutto quello che è correlato con l'enneagramma si può poi incasellare, chiamiamolo così, è una parola brutta, però nei vari tipi, no? Mi sembra che siano 9, perché non è che l'abbia studiato molto l'enneagramma, e quindi enneagramma biologico, vi assicuro che è straordinario. Quindi sarà con noi, e poi più avanti, se ci farà piacere, verrà anche per una giornata intera, quindi questo è il tutto. E poi, siccome con Paola mi sono già messa d'accordo, e io spero tanto fra un paio di mesi di averla con noi, perché siamo già una decina che vogliamo fare il suo master, però giustamente i costi sono quelli che sono, quindi per muoversi abbiamo bisogno di un piccolo esercito di persone. Mi piace il piccolo esercito. Sì.
tanto siamo sempre agguerriti. Ci piace. E quindi adesso lei ve lo spiegherà e quindi poi speriamo nell'affluenza, perché così lo possiamo fare anche noi, altrimenti devo andare o a Bari o a Milano a farlo. Quindi lascio la parola a te e anche alle eventuali domande. Perfetto, allora grazie intanto e veramente grazie per tutte le iniziative meravigliose che portate avanti, perché a me sono venuti i brividi in un paio di situazioni mentre parlavi, quindi meraviglioso. Allora, in merito a quello che ci siamo detti prima, quindi se ci sono delle domande, questo è senz'altro il momento, altrimenti posso passare con il darvi, diciamo, delle informazioni più precise in relazione poi al master, laddove ci fosse ovviamente qualcuno interessato ad esserci. Okay? Diciamo che l'occasione di avere il master proprio qui a Vittorio Veneto è piuttosto unica, sì, ovviamente ancora una volta è la presenza, la tenacia di Francesca che smuove davvero le montagne. Quindi allora, prima di tutto, appunto, volevo capire se ci sono delle domande, se qualcuno ha dei dubbi su tutto quello che ci siamo detti prima. È una domanda che, cioè, può essere semplice, ma quel fatto del 5% che noi sviluppiamo, io l'ho sentito, cioè ancora tanti anni fa, però a quanto mi sembra nessuno mi risulta che è riuscito a portare il 95%, anzi non so, sono bassissime le percentuali di questa possibilità. Volevo chiedere, adesso ci sono nuovi sviluppi, fino a che punto si può arrivare? Allora, grazie per la domanda. Il tuo nome? Gabriella, grazie Gabriella. Allora, in realtà la possibilità di accedere a questo meraviglioso, io dico meraviglioso 95%, perché capite che è come uno scrigno ricco di una potenzialità straordinaria, tutti quanti noi accediamo a questo 95%, il problema è che non sappiamo realmente in che cosa consiste questo 95%. Mi spiego meglio. Ogni volta che noi reiteriamo una abitudine, noi siamo nel 95%, cioè in un ambito della nostra vita che è assolutamente al di fuori del nostro controllo. Non so quanti di voi conoscano Bruce Lipton, presumo che in questo contesto qualcuno di voi lo conosca. Bruce Lipton è uno dei miei guru, una delle fonti di ispirazione massime per quello che mi riguarda. Ebbene, lui è tra i tanti, in realtà, che sostengono esattamente questo, cioè quando noi reiteriamo tutta una serie di comportamenti, non abbiamo addirittura il controllo delle nostre azioni. Un libro molto importante che ho letto e che è entrato a far parte oltre alla biologia delle credenze sicuramente, Il potere delle abitudini. Il potere delle abitudini di Charles Duhigg è diventato praticamente una delle basi fondanti del metodo di NLP for English, perché ha dimostrato in ambito proprio neuroscientifico, attraverso una serie di esperimenti, quello che accade dentro di noi nel momento in cui, reiterando delle abitudini, noi non possiamo assolutamente cambiarne diciamo, l'esito. È come se noi non avessimo il controllo. E ora vi faccio un esempio che vi farà capire meglio cosa voglio dire. Addirittura in presenza tra i vari esempi riportati nel libro, addirittura un uomo che è innamoratissimo di sua moglie, che però lavorava in polizia, quindi un uomo abituato all'azione, a rispondere al pericolo, a scattare nel momento del rumore, uccide di notte sua moglie per aver sentito un rumore in casa, viene assolto perché chi lo ha diciamo analizzato, chi ha analizzato il caso, si è reso conto che lui ha risposto in funzione di un'abitudine reiterata che è la sua risposta al pericolo. Quando noi siamo in quella situazione non siamo in grado assolutamente di contrastare tutto questo. Allora la buona notizia qual è? Che per apprendere le lingue noi abbiamo bisogno di attivare quel 95%, ma non siamo in grado di farlo quando noi siamo nell'abitudine. Quando siamo nell'abitudine è come se noi fossimo in una sorta di sabbie mobili dalle quali non possiamo uscire perché il nostro cervello non ne ha il controllo. Il 5% è quello che è fuori dall'abitudine. Mi spiego meglio. Se io voglio decidere che da domani mattina voglio ascoltare musica in lingua inglese, documentari in lingua inglese, dei video su YouTube e quant'altro,
io lo decido oggi, in questo momento in cui sono assolutamente lucido e non sono vittima dell'abitudine, di qualsivoglia abitudine, io ora decido in maniera consapevole e razionale che domani mattina, quando mi sveglierò, leggendo un post-it che magari avrò scritto sul mio comodino, dove scriverò NLP for English oppure ascolto, quello che sia, do la possibilità al mio cervello di riconoscere un segnale, perché è stato riconosciuto che c'è un ciclo vero e proprio dell'abitudine, segnale, routine, gratificazione. Vedo un segnale, metto in atto una routine, cioè faccio qualcosa che mi procura una gratificazione e la gratificazione è tale che mi porta a reiterare quel comportamento. Queste sono neuroscienze. E allora che cosa accade? Che in realtà questo 95% non è una chimera, è qualcosa che tutti noi... È l'inconscio, bravissima! È l'inconscio e quando noi con l'inconscio, e questo è sia positivo che negativo, perché quel 95% ci porta anche a ritirare una serie di processi che noi non abbiamo deciso, ma che ci sono stati, come si suol dire, installati dai nostri genitori, dal nostro ambiente, dagli insegnanti, da una serie di altre circostanze e che non siamo in grado di cambiare se non quando siamo in quel famoso 5%. Quindi il senso qual è? Il 5% è importantissimo, ma ci serve per fare click e decidere di cambiare qualcosa in quel famoso 95%. Se io ascolto del materiale in lingua inglese mentre faccio altro e non sto prestando attenzione, è il mio inconscio che sta assorbendo e che sta assorbendo il paraverbale della lingua, le strutture sintattiche, le strutture lessicali e tutto quello che riguarda la lingua stessa. L'importante è non prestare attenzione. In termini tecnici si direbbe l'importante è mandare a dormire il guardiano di porta, cioè la sentinella del nostro cervello che è sempre lì nel controllo e che quando siamo stanchi, siamo distrutti e diciamo mamma mia non connetto più, quando non connettiamo più, tac, si apre il 95%. Abbiamo abbassato le difese e stiamo assorbendo. Bravissima, e siamo nell'intuizione, siamo nella creatività, siamo in un mondo meraviglioso che purtroppo teniamo sempre, molto spesso, da parte perché vogliamo essere sempre lì invece nel controllo. E essere nel controllo non è sempre positivo perché in realtà ci tiene nascosto tutto un mondo. C'è una domanda di lì e poi sono subito da te. Sì, prego. Sì, volevo chiedere questo, ma con tutte le canzoni in lingua che abbiamo in abitudine e ascoltiamo così, come dire, senza tanta attenzione, dovremmo essere molto avanti con l'acquisizione della lingua straniera. Dipende, mi spiego meglio, grazie per la domanda. In realtà, quando è che noi incominciamo ad acquisire informazioni e ad assorbirle veramente? Nel momento in cui questo ascolto è da un lato reiterato, per cui ad un secondo, terzo, quarto ascolto io comprendo qualcosa sempre di più rispetto al primo ascolto, ma io arrivo ad un livello che io ho definito di saturazione. Ovvero, ascoltando sempre lo stesso testo, faccio un esempio, le informazioni che possono arrivare al mio inconscio sono limitate, nella misura in cui io ho bisogno della contestualizzazione per comprendere a quale significato posso abbinare alle parole o alle frasi che io sto assorbendo, ok? Nel momento in cui io reitero e soprattutto ascolto in maniera davvero ripetuta, ma importante, nel senso che non possiamo parlare dei 5 minuti al giorno in cui accendiamo la radio, siamo in macchina. No, l'abitudine all'ascolto deve essere davvero un'abitudine che ci ricordiamo di mettere in atto da quando ci svegliamo a quando andiamo a dormire, ovviamente nei tempi invisibili, è ovvio, non certo quando dobbiamo fare qualcos'altro di importante. Bravissima, diventa una forma mentis, diventa uno stile di vita, ma quello che è ancora più bello è che quando diventa uno stile di vita non ce ne accorgiamo più perché entriamo nel 95%, cioè diventa un'abitudine e la gratificazione che riceviamo nel momento in cui siamo talmente contenti perché capiamo sempre di più, perché ci è arrivata l'intuizione, abbiamo cominciato ad associare, il nostro inconscio incomincia ad associare contenuti, significati, parole, strutture, e ad un certo punto incomincia a comporre il puzzle. Perché è difficile spiegare alle persone che anche il suono e quello che noi facciamo, scusate, non dico per percepire anche nel corpo la vibrazione.
Noi siamo abituati a camminare, ma non sappiamo come appoggiamo i piedi per terra, non sappiamo come teniamo le spalle, come stiamo seduti. E tutto arriva all'informazione, perché l'informazione neurologica parte da là. Il senso è esattamente... scusa, io l'ho fatto Prego, per no, capire anzi, se avevo grazie. capito la cosa. Il senso è esattamente questo. Il problema è che noi non conosciamo il vero potenziale del nostro inconscio. A volte lo comprendiamo se siamo allenati a delle pratiche come la meditazione, la mindfulness o altro, che già ci rende un pochino più consapevoli di ciò di cui è capace il nostro inconscio. Ma in realtà c'è ancora tutto un mondo da scoprire. Io me ne rendo conto ogni giorno, quando effettivamente consapevolizzo che senza prestare la benché minima attenzione io sto acquisendo contenuti e informazioni in una maniera incredibile che se solo lo avessi imparato ai tempi della scuola sarebbe stato tutta una passeggiata. Per una dislessica è facile imparare questo metodo. Parlo per me. Scusate, io darei un applauso, ora ci vuole, farei un applauso, ma sapete... Ti spiego subito il perché. Io ho avuto una delle mie più grandi gioie quando persone con questa, diciamo, difficoltà nell'apprendimento sono venute da me e mi hanno detto: guarda Paola, io non lo so se il metodo funzionerà su di me perché io ho questa difficoltà. Anzi, in un caso preciso non mi era stato comunicato. Al termine del master questa persona è venuta da me, mi ha abbracciata e mi ha detto: Paola, grazie, mi hai risolto un problema enorme perché questo metodo per i dislessici è una bomba. E infatti adesso abbiamo intenzione di mettere a punto sempre di più, proprio studiando e ricercando, un sistema che sia sempre più adatto proprio per chi ha questo tipo di difficoltà, perché la mia gioia nel sapere di poter aiutare qualcuno, e aggiungo un altro dato, un'altra grandissima gioia l'ho avuta quando una ragazzina di 15 anni si era iscritta, la mamma era venuta da me dicendomi: guarda, io ti voglio portare anche mia figlia, però lei ha questa difficoltà. Io le dissi: guardi, io non so se il metodo funzionerà perché non lo avevo ancora sperimentato, e quindi le dissi con totale onestà: fammela venire insieme al fratellino che si sarebbe iscritto comunque. Ho detto: però lei sarà mia ospite, perché non potendoti garantire il risultato io per etica ti dico che lei sarà mia ospite. A parte, vabbè, la gioia e la gratitudine della mamma, la mia gioia quando alla seconda rifrequenza, perché aveva la possibilità, diciamo, di rifrequentare il master, mentre al primo master lei era stata molto in disparte, molto timida, non si voleva mettere in gioco, la seconda volta ha partecipato come tutti gli altri, ha fatto tutte le prove alla lavagna sul palco, si è cimentata con risultati straordinari e con una gioia infinita, ovviamente andando a potenziare tra l'altro le sue credenze potenzianti. Quindi dentro di lei è avvenuto un click, e quando questo avviene a 15 anni potete immaginare, in questo momento, i brividi, perché la gioia quel giorno è stata infinita. Quindi grazie per averlo ricordato, perché in effetti è stata una bellissima sorpresa, perché l'ho fatto inconsapevolmente. Una curiosità, i messaggi subliminali lavorerebbero nella stessa dinamica inconscia? Certo, nel senso che stiamo parlando, i messaggi subliminali cosa sono se non qualcosa che io non sto dicendo intenzionalmente, o meglio, non in maniera esplicita, ma che in realtà arriva all'inconscio, nel senso che io te lo faccio comunque capire. La logica è esattamente la stessa. Quindi anche se io non presto attenzione, anche se lì non c'è l'intenzione, il messaggio mi arriva comunque. Esattamente. Grazie. Allora, il master dura dal venerdì alla domenica, esattamente dal venerdì pomeriggio, per consentire a chi va a scuola o chi lavora ovviamente, quindi dal primo pomeriggio fino alla domenica sera, ovviamente senza pause, non si dorme, non si mangia, perché così il guardiano di porta va a dormire e lavoriamo sull'inconscio. No, ovviamente no. Gli orari sono dalle 9:30 alle 18:30, mentre il venerdì è ancora da definire un attimo, il venerdì comunque mediamente dalle 14 alle 19, la prima, diciamo, mezza giornata, e si lavora esattamente su questo, cioè si fa tutto. 3 giorni, 2 giorni e mezzo, Prego, ci mancherebbe. facciamo già un'immersione del master e poi... Esatto, perché quello che accade è che andiamo a, quello che io insegno è un metodo, perché altrimenti ovviamente non mi occuperei di formazione, ma sarei un insegnante, che vuol dire tanto di cappello, però dovrei insegnare proprio tutta la lingua, no? Dalla base fino... In realtà quello che a me interessa, essendo il mio l'approccio del formatore, il mio interesse è quello di darvi gli strumenti, quindi di
come si suol dire, farvi mettere le ali per poter spiccare il volo. Quindi terminate queste 2 giornate e mezzo, si hanno già tutti gli strumenti necessari, oltre all'applicazione proprio del metodo che sperimentiamo in aula tutti insieme. E la cosa bellissima è vedere i volti che si trasformano, le espressioni che cambiano completamente, le persone che cominciano a gioire, anche perché quello che accade è che ci si appassiona alla lingua, perché lavoriamo molto direttamente sulla lingua. E poi per chi vuole, diciamo, proseguire, ma a distanza di mesi, si fa un ulteriore, diciamo, upgrade che ci permette, una volta messo in pratica il sistema, a parte il fatto che creeremo una sorta di follow-up, quindi ci sarà un modo per essere proprio seguiti in tutto questo percorso anche da casa, con gli strumenti che oggi la tecnologia ci consente, andandoci poi a rivedere per altre 2 giornate e mezzo a distanza di dobbiamo decidere se 4 o 6 mesi. Dico dobbiamo decidere perché il format lo abbiamo appena cambiato, perché da una serie di considerazioni mi sono resa conto che questo è un format ancora più efficace e quindi andremo a lavorare ancora di più sullo speaking. Quindi dopo aver acquisito il metodo, ok, l'ascolto, la comprensione, tutto quello che è importante, assorbo i contenuti, assorbo la lingua e vediamo che cosa accade dopo tot mesi che io ho messo in pratica tutto questo. E quindi ci sarà un secondo step. Però adesso quello che ci interessa è questo di 2 giornate e mezzo che già ci dà tutti gli strumenti per poter applicare il metodo alla grande e ottenere già dei risultati importantissimi. Io ho avuto tra l'altro dei lettori, devo dire in tutta Italia, ne ho alcuni che mi scrivono quasi tutti i giorni perché mi dicono che il metodo crea dipendenza, nel senso che è talmente entusiasmante cominciare a vedere i risultati che poi mi aggiornano su tutto quello che accade. E quindi sono lettori che hanno letto il libro, cominciato a mettere in pratica il metodo e devo dire che oggi mi stanno dando dei riscontri davvero importantissimi. Immaginate cosa accade dopo l'esperienza d'aula in cui tutti insieme si lavora sulle emozioni, perché le emozioni sono il vero veicolo dell'apprendimento, e si lavora sulla lingua viva. Ovviamente si incomincia a modellare l'eccellenza, si impara a rilassarsi, ad accedere al 95% di inconscio, insomma si innescano tutta una serie di meccanismi e di abitudini, vi do ovviamente degli strumenti, nel senso che ricevete una dispensa, ricevete, praticamente terminato il master voi avete tutti gli strumenti per poter essere completamente autonomi già dal giorno dopo. Volevo chiedere riguardo Prego. la memoria, perché qua bisogna anche imparare a memoria. Bravissima. Bravissima. Sì, però forse gli altri non hanno sentito, magari la può ripetere? No? Allora, Gabriella chiedeva, e vabbè, ma con la memoria come la mettiamo? Ho tradotto bene la tua domanda? Ok, allora, in realtà, anzi ti ringrazio perché mi dai l'opportunità di rispondere ad un altro punto che poi non abbiamo approfondito. In questo metodo non serve avere memoria. Laddove nei metodi tradizionali, vi ricordate quando ci veniva chiesto, ditemi quanti di voi lo hanno fatto, di compilare le rubriche? Prendete una bella rubrichetta telefonica bianca e scrivete sotto ogni singola lettera tutte le parole che corrispondono a quella lettera, con il relativo significato. Qualche mese fa ho ripulito un po' il mio box, ho messo in ordine un po' di cose, ho trovato non vi dico quante dispense, quante rubriche. Potete immaginare anche di linguaggi settoriali, agricoltura, medicina, ingegneria, architettura, di tutto. Ovviamente all'università interpretariato e traduzione si lavora su linguaggi specifici. Ho preso tutto e ho buttato, con una gioia infinita, perché tutto questo non serve. Perché? Perché quando io assorbo a livello inconscio, quello che accade è straordinario e io non ho più bisogno di memorizzare la singola parola perché attraverso la contestualizzazione io sto assorbendo intere frasi. Infatti un altro pilastro del metodo è quello che io chiamo i cosiddetti pacchetti all inclusive, dove io non imparo la singola parola ma imparo l'intera frase, non la imparo a memoria, la assorbo. Sto prendendo direttamente, anche perché a me non interessa imparare la singola parola se poi non so come utilizzarla e mi ritrovo in difficoltà e in panico perché lì sono davanti allo straniero e non so come mettere insieme i pezzi del puzzle e quindi vado ovviamente in tilt. Quello che mi interessa è imparare intere frasi.
Come le imparo? Attraverso l'ascolto. Esattamente come i bambini imparano ascoltando oggi, domani, dopodomani, tutti gli stimoli che stanno assorbendo dalla radio, dalla televisione, dai genitori, da chi che sia, noi assorbiamo e non abbiamo bisogno di imparare assolutamente nulla a memoria, anche perché se questo accadesse non saremmo più nella gioia, e invece lo scopo di NLP for English è l'apprendimento nella gioia. Infatti il nostro claim è enjoy learning. Quindi la memoria assolutamente non ci interessa, è la contestualizzazione che lavora sull'inconscio direttamente.